Buongiorno a tutti, benvenuti in Consiglio regionale del Veneto. Do il benvenuto al Comune di Due Ville, alla Proloco di Due Ville e a tutti gli amici di Alberto. Siamo qui per la presentazione della 13ª edizione di Alberto Race. Io vi ruberò poco tempo. Due Ville è un bellissimo paese a cui io sono molto affezionato e ci sono tantissimi volontari che cercano di valorizzare il loro territorio. Ma oltre a cercare di valorizzare il loro territorio, con questo evento, con questa 13ª manifestazione, abbiamo voluto portarla in Regione per lanciare un messaggio importante, il messaggio che ci ha lasciato Alberto. Allora, prima di passare la parola all'assessore di Due Ville e dopo a tutti gli altri, abbiamo fatto dei ragionamenti, no? Voglio andare a braccio su questa cosa. Abbiamo fatto dei ragionamenti che mi dicevano: ma Gio, portiamo in Regione, facciamo una conferenza stampa su questa cosa che magari la Regione è abituata a fare delle conferenze su cose mastodontiche, su sagre, su eventi importantissimi, Olimpiadi, eccetera. Però credo che sia compito della Regione, oltre a cercare di tirare fuori a livello turistico e a livello promozionale tutto il meglio che c'è nel nostro bellissimo Veneto, credo che sia compito nostro emozionare e soprattutto alzare l'attenzione su cose importanti come l'oncologia, le malattie rare, le malattie dei bambini. Io vi voglio portare un esempio personale. Mio figlio quando è nato gli hanno diagnosticato una malformazione che colpisce un bambino ogni 20 milioni di bambini. Fortunatamente, dopo 10 mesi di ospedale e una ventina di operazioni, mio figlio è con me. Mio figlio è con me e adesso sta bene. E quindi dobbiamo veramente pensare a tutti quei bambini. Ricordo i mesi in ospedale, vedere bambini di 1 anno, di 2 anni, di 3 anni che facevano chemioterapie. Ecco, mi stanno già venendo gli occhi rossi e quindi credo che la presentazione di oggi abbia un messaggio importantissimo da dare al Veneto. Oggi vogliamo attirare la vostra attenzione e riuscire a far venire gli occhi rossi, perché soltanto così riusciremo a catturare la vostra attenzione su queste cose importantissime, su quanto è importante donare per chi è più sfortunato di noi e soprattutto aiutare i bambini. Perché vi lascio, e dopo lascio la parola all'assessore, io ho un proverbio africano che ho fatto mio nella battaglia alla pedofilia e alla difesa dei bambini che ho sempre portato avanti, e questo detto africano dice che ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino. Io vi ringrazio di aver portato l'esperienza e di raccontarci l'esperienza di Alberto a tutta la regione del Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti. In primo luogo mi sento di ringraziare il consigliere regionale Gio Formaggio, non solo per l'invito in questa splendida cornice, ma anche per la sensibilità dimostrata al tema che sta alla base di questo importante appuntamento. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Due Ville ho l'onore e la gioia di portare anche i saluti del Sindaco Giuliano Stivan, che per altri impegni istituzionali non è potuto essere qui, della Giunta Comunale e dell'intero Consiglio Comunale. Oggi ci troviamo qui a presentare un appuntamento che anno dopo anno è entrato nel cuore della nostra comunità, che è appunto l'Alberto Race, arrivato alla 13ª edizione. Una manifestazione che non è soltanto sportiva, ma che racchiude in sé memoria, solidarietà e speranza.
Nata per ricordare, l'Alberto Race è cresciuta nel tempo, trasformandosi in un evento capace di unire persone, generazioni e storie attorno ad un unico obiettivo comune, che è quello di fare del bene. Il ricordo infatti ha saputo farsi azione concreta. Non va dimenticato che tutti i proventi dell'intera manifestazione vengono da sempre destinati alla Città della Speranza. È un legame forte quello che unisce il Comune di Due Ville con la Fondazione. Il nostro Comune infatti è orgogliosamente gemellato dal 2013 con la Città della Speranza, e in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 26 settembre dello scorso anno abbiamo all'unanimità rinnovato l'adesione a questo gemellaggio, approvando la cosiddetta Carta dei Comuni Gemellati, con la convinzione che questo gemellaggio rappresenta proprio un impegno prezioso per il futuro. Con questa approvazione infatti il Comune, tra le tante cose, si è impegnato a coinvolgere istituzioni, scuole, cittadini, categorie economiche del terzo settore in progetti che abbiano l'obiettivo di diffondere e accrescere la sensibilità e la consapevolezza di tutti che è un dovere civile donare risorse e tempo a favore di coloro, in primis bambini, che si trovano in situazioni di bisogno e di difficoltà. Una di queste iniziative è proprio l'Alberto Race, a cui l'amministrazione comunale da sempre concede il patrocinio e l'utilizzo gratuito degli spazi in cui si svolgerà la manifestazione, oltre naturalmente a garantire la presenza della polizia locale e della protezione civile per la sicurezza lungo il percorso. Lo sport, lo sappiamo, non è solo attività fisica, è sicuramente fatica e sacrificio, ma è anche gioia e condivisione, soprattutto veicolo di valori importanti. E l'Alberto Race è proprio esempio di tutto questo. Mi sento di fare dei ringraziamenti, in primo luogo a Edoardo Gasparotto, che di questa manifestazione è anima, mente, ma soprattutto cuore. Un cuore che continua a battere forte e che sa trasmettere di anno in anno speranza a tutti noi. Un altro grande grazie va alla Proloco di Due Ville, di cui poi parlerà il presidente Stefano Del Ferro, che grazie al supporto logistico e pratico riesce a far realizzare questa manifestazione. Ma sicuramente il ringraziamento più grande va a chi vorrà partecipare e quindi a chi vorrà sostenere questa importante manifestazione. Ogni partecipante infatti si renderà parte di un progetto che va oltre lo sport, che va a toccare alla fine le corde più sensibili dell'umanità e più profonde del nostro cuore. Il Comune è orgoglioso di aiutare e di ospitare da anni questa manifestazione e sono sicura che continuerà a sostenerla. Grazie. Lascio la parola a Stefano Del Ferro. Sì, grazie al Comune di Due Ville. Quest'anno abbiamo anche il patrocinio della Regione del Veneto, quindi avete la massima copertura, quindi potete fare quello che volete. Ecco. Lasciamo la parola al Presidente. Buongiorno a tutti, grazie ancora dell'invito e di questa opportunità. La Proloco di Due Ville da sempre appoggia Alberto Race per il rapporto ormai di amicizia che c'è con Edoardo e comunque per l'obiettivo importante che ha questa manifestazione. Noi come Proloco saremo impegnati con circa 30-40 volontari e ci occuperemo non della gara, della corsa in se stessa, ma di quello che è lo stand gastronomico, il bar e quant'altro, che comunque è una fonte importante di introiti per la manifestazione. La Proloco Giovani ci dà una mano ed è molto sensibile a questa manifestazione. Abbiamo avuto l'opportunità di andare a vedere la torre, perché la Città della Speranza a volte può sembrare una cosa astratta. Invece, facendo questa visita, parlando con gli operatori, i ricercatori, vedendo i laboratori, è una cosa che resta, è una cosa che segna ed è un punto di partenza e una cosa che consiglio a tutti. Chi ha del tempo, prendetevelo
e fate una visita alla Torre della Città della Speranza. Grazie mille. Grazie. E adesso, hai detto bene Giulia prima, la mente e soprattutto il cuore di questa manifestazione. Grazie Adolfo. Grazie a tutti, ben arrivati, grazie per la presenza e il supporto anche presenziale, fisico. Ringrazio ovviamente la Regione Veneto, ringrazio il caro amico Gio che un ringraziamento che va molto oltre l'aspetto meramente istituzionale, perché l'ho conosciuto ovviamente, ho imparato a apprezzare prima di tutto la persona e la sua vera disponibilità, che non è banale come può sembrare avere il supporto e il sostegno di una persona, insomma, che ha la possibilità di dare visibilità a questo evento di cui sia lui, sia Giulia, sia Stefano hanno qualcosa introdotto. E quindi il supporto della Regione, il patrocinio della Regione, il patrocinio della Fondazione Città della Speranza, il patrocinio di AIL Padova e il patrocinio del Comune di Deauville sono tutti aspetti e sono dei marchi importanti per dare in primis supporto pratico e in secondo luogo fino a un certo punto il supporto anche materiale ad Alberto Reis. Io starei qua a parlare probabilmente fino a stasera tardi, chiaramente non è tecnicamente possibile, perché quando mi chiedono di parlare di Alberto, a cui aggiungiamo dopo Reis, ovviamente tutto quanto si riconduce a quello che è accaduto a mio figlio Alberto e ovviamente a tutta la mia famiglia e tutte le cerchia di amici che insomma ha seguito la storia in quel lontano 26 luglio del 2005 per poi purtroppo terminare male il 4 luglio dell'anno successivo. Alberto al momento della diagnosi aveva 4 anni e gli venne diagnosticata una leucemia amiloide cronica, cosa su cui mi soffermo giusto un secondo perché le malattie oncologiche nei bambini non sono tutte uguali. La leucemia è la più ricorrente nei bambini sotto i 5 anni e negli adolescenti fino appunto ai 18. Però fortunatamente molte di queste forme di malattia mieloproliferativa è quantomeno trattabile e alcune di esse fortunatamente rispetto agli anni 70 a 5 anni ha una sopravvivenza che è molto molto ampia e in molti casi è anche guaribile. La leucemia amiloide cronica è una malattia, è una leucemia che coinvolge nel 99,9% dei casi la popolazione più che adulta, anziana, perché quel tipo di leucemia è una malattia che aggredisce gli anziani oltre i 65-70 anni e ha un decorso cronico, quindi molto raramente anche maligno. Come tutte le malattie che colpiscono in un range di età al di fuori del range previsto, tipo questa, diventa giocoforza sempre micidiale. I casi stimati dall'OMS di questo tipo di patologia nei bambini, prima Gio parlava del suo caso e dell'incidenza che era molto rara. Io vi dico solamente che i casi di leucemia amiloide cronica in stato accelerato blastico coinvolge dai 10 ai 15 bambini all'anno sull'intera popolazione mondiale. Quindi non è assimilabile a una malattia rara, ma è una malattia oncologica che nei bambini non ha storia, non ha terapia, se non una trasposizione della terapia che si fa agli adulti e agli anziani viene in qualche modo adattata ai bambini. Non credo che io debba spiegarvi oltre che situazioni del genere non è che siano disperate, però sono situazioni che non danno purtroppo nessun tipo di sviluppo positivo.
Alberto all'epoca riuscì a uscire da questo primo momento di malattia iniziale, che però era già terminale, ha avuto la fortuna di fare un trapianto di midollo, ha dato un attimo di speranza dopo il trapianto, lui stava bene, è andato tutto bene, valori perfetti, poi nell'arco di una settimana è precipitato tutto e la malattia iniziale ha presentato il conto, quindi lui poi è mancato il 4 luglio del 2006. E ovviamente a rimanere vivi a un evento del genere vi assicuro che è la scommessa più grande, perché non è vita ma diventa poi sopravvivenza, appunto. E si può sopravvivere però in molti modi. Si può sopravvivere tirando a sera o a fine mese o a fine giornata. Io, mia moglie, mia famiglia, Rachele, abbiamo un po' inconsapevolmente e un po' volutamente rimanere vivi e cercare di essere in qualche modo un piccolo, non esempio perché gli esempi mi danno fastidio, ma tracciare in qualche modo una strada e cercare soprattutto di fare qualcosa nel nostro piccolo affinché la storia che è capitata ad Alberto, che è successa a noi, possa in futuro presente, ma soprattutto in un futuro speriamo il più prossimo possibile, essere in qualche modo d'aiuto per gli altri affinché magari a meno bambini possibile possa accadere una cosa del genere. E magari in un futuro medio e prossimo proprio che questo problema non ci sia più e che una prossima conferenza qua dentro parli dei risultati e sia una festa in toto e non che sia un rincorrere un obiettivo che comunque rimane ed è difficile, perché se da inizio anni 70 siamo passati a una guarigione e a un'evoluzione estremamente benigna nel trattamento di queste malattie, di strada da fare vi assicuro che ce n'è veramente, non è una maratona, ma sono molto più che una maratona. Quindi fiducia estrema, speranza estrema, però maniche rimboccate all'inverosimile e avanti tutta. Alberto Reis è nata nel 2013 per una mia anche casuale intuizione, perché io ho corso a piedi, ho fatto il podista dilettante per molti anni e nel 2013 ho avuto un momento di stop a causa di un problema di salute, di un'ernia al disco, quindi mi sono trovato 3 mesi disponibili per pensare, perché dai 120 km a settimana che facevo di allenamento mi sono trovato a farne 0 e ho detto qua bisogna riempire il tempo, bisogna pensare a qualcosa di intelligente, e quindi da luglio del 2013 al 6 settembre 2013 abbiamo messo in piedi in 224 la prima edizione, che è nata proprio veramente come scommessa perché non sapevo che qualcuno venisse a Due Ville. Invece siamo partiti diciamo già a bomba anche già quell'anno, perché ci sono presentati 340 persone, ci hanno permesso di raccogliere la prima edizione 3.000 euro e via via poi vedete insomma abbiamo riproposto l'anno successivo e l'anno successivo e l'anno successivo e l'anno successivo, inclusi anche quei tribolatissimi 2020-2021 in cui a Due Ville, grazie al sostegno di Proloco soprattutto e grazie al sostegno della sensibilità di chi è venuto, è stato uno dei 2 eventi che ha tenuto botta a Due Ville, accanto a una serata di cena della Sagra. Alberto Reis è sopravvissuto come corsa virtuale a cui hanno partecipato comunque diverse centinaia di persone, non vi so dire quante perché non era possibile tracciarle, e abbiamo messo in piedi 2 cene solidali dove vedete la voce 2020-2021 in cui comunque abbiamo raccolto 3.020 e 3.500 euro grazie appunto al sostegno di chi ha voluto esserci e anche di chi ha voluto donare. Anche questa è una tracciabilità che è comunque parziale, perché moltissimi io li ho invitati, mi contattavano, avevano paura. Ho detto fate a meno di esserci se volete, fate il versamento nel conto corrente della fondazione, fate il versamento nel conto corrente di AIL e comunque non cambia niente, cioè cambia l'atteggiamento, cambia la presenza sia fisica ma anche di cuore, come diceva prima Giulia. I primi anni, avete visto, hanno avuto una crescita che è stata quasi esponenziale fino al massimo del 2019, anni in cui era anche un pochettino più facile adesso agganciare marchi, brand, negozi privati, eccetera, per cui io in quegli anni ero riuscito a
a procurare praticamente anche dal punto di vista pratico tutta la componente che poi prima Stefano diceva fa parte di quel momento gastronomico che succede all'evento sportivo in sé. E c'erano 8 tonnellate di pasta, quintallate di casse di bevande, eccetera, eccetera, e quindi non c'era veramente nessuna spesa. Ed è andato benissimo. Dopodiché la lunga scia del Covid ha reso le cose un po' più complicate ed è diventato un po' più difficile, ma insomma vabbè, ci siamo difesi credo egregiamente sia nel 2022 che nel 2023. Il 24 è andata così perché io ho avuto anche lì un problema fisico che all'ultimo minuto mi ha fatto desistere dall'organizzare la corsa, e grazie sempre alla sensibilità della Proloco e di altri consiglieri che erano presenti abbiamo detto vabbè, qualcosa facciamo, e vedete bene che da qualcosa facciamo quasi per sbaglio abbiamo raccolto quasi 2.000 euro. Quest'anno torniamo carichi a pallettoni e coltello fra i denti, testa dura, casco in testa, e l'obiettivo è fare meglio. L'obiettivo fare meglio non vuol dire necessariamente raccogliere tanti soldi. Ovviamente sì, se si riesce sì, ma non è necessario. Come diceva prima Gio, come diceva Giulia, come dicevano Stefano, vedete che diciamo le stesse cose, non perché ci siamo accordati, ma perché la pensiamo nello stesso modo. L'obiettivo prima di raccogliere fondi, che è necessario, è quello di creare una sensibilità collettiva feroce, vorrei dire, e mirata, e che punta all'obiettivo di far sì che molti pensino a questa cosa. Finché non capita, come diceva Joe, si fa anche fatica a capire la profondità e il veleno che un simile evento ti procura, perché vedere il proprio figlio soffrire e poi scomparire non serve che vi traduca che cosa significa e quanto ti distrugge la vita in toto. Però è difficile trasmettere questo messaggio perché fa paura ascoltare questo messaggio, fa paura a chi ha figli capire questa cosa, perché il meccanismo di difesa della psiche umana ti fa comprendere ma ti fa anche accantonare, perché voglio dire, come sono sopravvissuto io, mia moglie e tutta la mia famiglia, anche Rachele, anche se non c'era ma ha assorbito tutto. Vi assicuro che il meccanismo di difesa è sì contribuire, è sì esserci, ma fino a un certo punto, perché poi dici è fatica andare avanti, ecco, quindi giustamente il contributo c'è, ma la difficoltà di veicolare questo tipo di richiesta è quello di farlo capire nel modo più, tra virgolette, semplice possibile, ma nel modo di coinvolgere senza spaventare la gente, perché questo è umano che sia, no? E quindi ecco, la difficoltà del tutto è in questo. Faccio una piccolissima appendice, ma non vuole essere ovviamente polemica, ma non sarei qui a combattere dopo 13 anni se non avessi questo istinto di andare oltre. Io ogni anno, soprattutto Stefano lo sa, e prima di lui i presidenti precedenti, ma Stefano ha colto questa cosa come fosse sua sin da subito. Purtroppo le mie pretese, dico purtroppo perché se fosse da me saremmo a fare la maratona di New York e non 6 chilometri, e saremmo a coinvolgere molti brand, un supporto ancora maggiore. Sembra quasi banale, ma ogni anno è come se fosse il primo anno, perché ogni anno bisogna ovviamente rispiegare di che cosa stiamo parlando e che c'è la necessità di garantire la sicurezza lungo le strade, che c'è la necessità di dare da mangiare a 5, 6, 7, 800 persone, che c'è la necessità magari di mettere in piedi una robetta del genere, che quest'anno è la prima volta che lo facciamo ed è stato possibile grazie a 2 amici che mi hanno dato il loro piccolo grande contributo economico. Io credo che sarebbe un trionfo quasi completo nel momento in cui un'amministrazione comunale, un'amministrazione provinciale, magari anche la regione, ma non sto qua a fare sottigliezze, si facesse un pochettino carico, perché io non sto parlando di cifre grandi, non sto parlando di contributi enormi, perché per rendere un evento ancora più visibile, oggi Gio ce ne dà la possibilità, non servono cifre cosmiche, ma servono veramente
pochissime migliaia di euro per rendere una cosa enorme. Avremmo un ritorno che non sarebbe di 9.000 euro, ma sarebbe probabilmente doppio o triplo. E torno al discorso di prima, che un po' perché è necessario, un po' perché è difficile, però con una partecipazione vera e importante potremmo fare anche decisamente meglio. Io ovviamente non mi sto lamentando, è che purtroppo sono un combattente come voi e ragiono in questi termini. Vi assicuro che le difficoltà diventano sempre maggiori, e da un punto di vista della sicurezza e da un punto di vista del coinvolgimento e tutto quanto quello che potete immaginare. Se non fossimo delle teste dure avremmo già mollato 10 anni fa. Siccome non siamo teste molli e siccome siamo dei combattenti veri, non molliamo né 10 anni fa né adesso né l'anno prossimo. Ecco, il mio è uno spunto, ripeto, ben lungi da essere polemico, però vorrei che fosse capita questa cosa. Chiaramente non è una cosa che riguarda me. Io non ho bisogno di ricordare Alberto, non ho bisogno di stare qua a fare tanta cagnara, no? Perché per me è tutti i secondi della mia vita, fino all'ultimo secondo in cui io sarò lucido, ce l'avrò presente in tutti gli istanti. E la presunzione è quella di far sì, non per Alberto, ma tutti gli Alberti che sono venuti dopo e che purtroppo verranno, è che se si riesce a fare qualcosa sarebbe una cosa non giusta, ma sarebbe un dovere morale di tutti. 65.000 euro raccolti in 12 edizioni, sì, è una bella cosa, nel senso che potrebbe non esserci, invece c'è stata, è tracciata all'interno di Fondazione Città della Speranza e di AIL Padova. E se voi faceste i conti, con 64.000 euro probabilmente si riescono a coprire 2 borse di studio. 2 borse di studio, capite che per la ricerca sono importanti, ma sì, non cambia le sorti dell'umanità, no? È un bel segno, è un grande segno, e ripeto, possiamo fare anche molto meglio. Alberto Reis non è un'associazione, si appoggia ad un'amministrazione, a delle associazioni, alla Proloco e a chi vuole esserci, però non ha nessun tipo di statuto. Io sono un volontario di me stesso e di Alberto Reis, non ho partita IVA, non ho nessun tipo di conto corrente che non sia quello mio personale, ma Alberto Reis non c'entra in questo. Non c'è finanziamento ad Alberto Reis di nessun tipo, non gli voglio i finanziamenti. E quindi Alberto Reis, se voi andate, mi piacerebbe farvi entrare nella mia testa, Alberto Reis oggi ha 0 centesimi, Alberto Reis fino alle 19 di venerdì 5 settembre avrà 0 centesimi, Alberto Reis a mezzanotte del 5 settembre avrà una cifra. Alberto Reis la mattina magari non del 6 perché saremmo tutti tramortiti, ma il primo secondo utile dell'8 settembre Alberto Reis avrà nuovamente 0 centesimi. E questa è la vera filosofia materiale di questo evento. Non vogliamo nessun tipo di supporto economico prima, vogliamo sostegno di cuore, materiale, per renderlo, per presentarlo, per metterlo in opera, per portarlo avanti, ma non ci interessano i sostegni. Vogliamo che chi entra in questo meccanismo pro loco, in buona parte anche il Comune di Due Ville, ci aiuti a metterlo in piedi e a farlo crescere, a farlo rimanere almeno com'è. Quindi, cosa che io continuo a dire a tutti, la Proloco lo sa a memoria, a volte gli stanco anche, 0 lire di partenza, 0 lire alla fine, tutto quanto in mezzo. Alberto Reis è una cesta in vimini, in mezzo a un'assemblea, dove tutti mettono quello che vogliono, dopodiché viene rovesciato tutto all'interno del conto corrente postale della Fondazione e di AIL Padova. Fine. Può piacere, si può essere d'accordo oppure no, credo che i fatti un pochettino ragione ce la diano, e quindi il coltello fra i denti e avanti tutta. Vi ringrazio ancora, ringrazio ovviamente il consigliere Gio Formaggio, ringrazio la Regione, ringrazio il Comune di Due Ville, ringrazio la Proloco, ringrazio AIL, ringrazio Fondazione Città della Speranza, ringrazio a tutti quelli che daranno visibilità a questo evento, che è una delle cose più importanti, perché insomma inutile che ci giriamo intorno.
se tanti vedono, tanti non verranno, però se si alza la soglia, se si alza l'asticella, probabilmente il successo ci sarà a prescindere. Ci sarà a prescindere che siano 2, 3, 10, 50, 1000 partecipanti, che ci siano 1000, 3000, 100.000 euro di offerta, non cambia niente per me. Quindi, però, insomma, se va bene anche da un punto di vista materiale e economico, saremo più contenti perché saremo semplicemente più utili. E basta, io ripeto, mi fermo perché sennò potrei andare avanti per dei giorni. Quindi grazie a tutti quanti e grazie alla visibilità che vorrete darmi, che vorrete dare ad Alberto Reis, e grazie a, ovviamente, alla presenza e al sostegno. Ok? Grazie. Grazie a tutti, il tempo sta per scadere. Allora, Edoardo, grazie a te, grazie per aver portato questa storia veneta nella casa dei Veneti. E, come ripeto, il Veneto è anche questo, il Veneto è principalmente questo, il Veneto è solidarietà, il Veneto è volontariato, il Veneto è non lasciare solo nessun veneto. Quindi io vi aspetto venerdì 5 settembre, a che ora? 18? Dalle 18 in poi, arrivate anche un po' prima perché quest'anno ci sarà una ressa e vinceremo la sfida. Insomma, se hanno lanciato la sfida in Regione del Veneto devo impegnarmi perché il 2025 sia l'anno dell'esploit a livello economico contributivo per sconfiggere e rallentare e cercare di andare addosso più in qualunque modo a queste malattie che purtroppo prendono i nostri figli. E concludo dicendo che, ve lo ripeto, serve un intero villaggio per far crescere un bambino e venerdì 5 settembre questo villaggio si chiama Due Ville. Grazie a tutti e buona continuazione.